Matt. Amici del grande futsal, è Futsal Day, ci sono un falco maestoso ma per forza di cose guardingo ed una lupa curiosa, scaltra, affamata con il muso all'insù per puntare la volata di chi porta in dote e protegge il tricolore. Benvenuti da parte di Samuel Miani e Marco Vagnarelli dal Pala Vagliali o Casa Falconara Women Roma, sesta giornatissima di una Serie A Tesis che continua ad entrare nel vivo di domenica in domenica e che quest'oggi potrebbe esporre in vetrina già, Marco, del materiale per lo scudetto. Sì, questo incontro viene praticamente a decidere questa sera chi potrebbe prendere la seconda piazza di questo campionato che sì, è iniziato non da molto, però che già si sta delineando strada facendo. È il ritorno da leggende praticamente nel vecchio habitat bianco-blu di Praticò Cortés e Anna Carolina Sestari, come abbiamo potuto ammirare nel tributo prepartita di tutto il palazzetto alle tre calcettiste che dopo l'epica del successo tricolore nella passata stagione quest'anno hanno sposato la causa della Women Roma Futsal di mister Celi Gagliardo e quest'oggi vengono qui per questo scontro, come hai detto tu Marco, alla ricerca del secondo posto in solitaria. Potrebbe essere il giusto apripista per un proseguo di stagione da grandi protagoniste. Ambo due le parti, Women Roma che arriva qui a Falconara con l'assenza di Lediane Tampa da sottolineare, poiché l'impatto con la stagione giallorossa della brasiliana fin qui è stato davvero molto importante. Casa Falconara che al contrario invece è a pieno regime e quest'oggi conta sul suo pubblico naturalmente per evitare l'avvicinamento e il sorpasso soprattutto di questa Roma riformata. Celi Gagliardo che sceglie per il quintetto iniziale assieme ad Anna Sestari tra i quali Gabi Vanelli, Narcisi, Cortés, mentre Giulia Domenichetti parte con Carturan, Erika Ferrara, Taina Santos che è una ex ma al contrario ritornata quest'anno a Falconara, Isa Pereira e Dalina Elpidio. Insomma Marco, gli ingredienti per questo big match ci sono tutti e noi siamo pronti a viverli. Punto di battuta che è affidato ad uno Casa Falconara che così come Roma viene da un successo, perché alla quinta giornata le Citizens hanno sbancato il Pala Roma di Montesilvano e adesso si preparano per questo di fatto crash test tra le mura del proprio Pala Vagliali. Ricordiamo, dirigono la sfida il signor Fior di Castelfranco Veneto, il signor Agosta della sezione di Roviga e il signor Cannizzaro di quella di Ravenna. Tutto pronto, inizia Casa Falconara Women Roma con il primo possesso delle Citizens gestito da Lin Elpidio in coadiuvazione con Isa Pereira. Ecco Gabi Vanelli ovviamente non possiamo, Marco, non far caso al possibile tema dell'emotività dal lato delle giallorosse che già a partire dal quintetto iniziale inseriscono Sestari e Cortés, che l'anno scorso abbiamo visto piangere di gioia di fatto fino a quel 15 giugno pescarese in cui l'Occasa si crogiolò del secondo tricolore. Tanto pallone fino a Elpidio che cerca il mancino proprio contro Sestari. Ultima deviazione da parte
di Anna Carolina Sestari, che dunque compie il primo intervento al Palavadiali con contro il Pidio. Qui pallone fino a Isa Pereira, deviazione che non arriva e allora rinvio per Gabi Vanelli che prende in mano l'avvio della manovra, profondità cercata ma non ricevuta da Narcisi. Allora è rimessa già battuta per l'Ocasa che gira con Isa Pereira. Adesso c'è Taina Santos direttamente da Aline Elpidio che ricerca al centro dell'area di rigore. Taina Santos non arriva d'un soffio qui l'imperatrice. Narcisi dalla rimessa con i piedi un po' imprecisa al cospetto di Gabi Vanelli e allora c'è Isa Pereira che raccoglie la rimessa con i piedi nella tre quarti capitolina. Erika Ferrara sposta, calcia contro Vanelli, si frappone tra la capitanissima e la porta, difesa da Anna Carolina Sestari. Isa Pereira va da Ferrara che poi accenna di nuovo alla portoghese. 1-2. Erika Ferrara, vediamo se cambia lato o se scambia con Isa Pereira che adesso riceve. Il Pidio cerca di andarsene sulla banda, ultima deviazione da parte della Narcisi. Allora possesso ancora tra i piedi delle Citizens. Isa Pereira, profondità dettata da Erika Ferrara, c'è il Pidio come suggerimento più vicino, destro di Aline Elpidio con Anna Sestari che sventa in corner. Seconda conclusione di Elpidio che sta cominciando a stuzzicare l'ex compagna in maniera piuttosto perpetua. Marco, adesso pallone fuori fino a Erika Ferrara che incrocia, doppia occasione in serie per l'Ocasa. Sì, la Sestari già in 2-3 circostanze ci ha messo una pezza, ma noi qui a Falconara siamo abituati a questi suoi interventi che l'anno scorso sono stati provvidenziali per la vittoria dello scudetto. Entrata ovviamente negli annali dell'Ocasa Falconara Anna Carolina Sestari, che l'anno scorso si è presa anche il lusso di siglare quella doppietta a Montesilvano, che di fatto ha indirizzato lo scorso tricolore verso Falconara, verso il Palavadiali che, l'abbiamo detto, quest'anno detiene l'intento di proteggerlo dalle tante formazioni che su e giù per l'Italia hanno costruito dei roster interessanti. Abbiamo detto quest'oggi per esempio c'è la caccia al CMB che sta mantenendo alta la quota, anche la Women Roma si è ben difesa attraverso il mercato estivo. Intanto qui Carturan che sventa in rimessa e Cortés che va ad occuparsene. Alza il pallone Cortés per Narcisi, Taina Santos che riesce a guadagnare il calcio di punizione troppo veemente in questa situazione. Narcisi, e allora il pallino è di nuovo dell'Ocasa Falconara che ha già battuto il calcio di punizione. Taina Santos tra le linee, poi Elpidio destro e sinistro, velocissimo, lasciato lì il pallone pericolosamente perché riparte Cortés che aveva addocchiato ad una Carturan leggermente fuori dai pali e allora ci ha fatto un pensierino. Isa Pereira aspetta nella propria metà campo la Women Roma e allora giostra il pallone fino a Erika Ferrara. Isa Pereira, ancora Erika Ferrara di ritorno dalla portoghese. Taina Santos prova singolarmente a smarcarsi, non riesce. Adesso controlla la sfera Women Roma. Sestari cerca direttamente Cortés, c'è il Pidio che trova Erika Ferrara, se ne va Erika Ferrara in un modo o nell'altro, poi Gabi Vanelli le dice di no e allora può ripartire veloce la formazione capitolina. Scodellato il pallone da Cortés, non può raggiungere Vanelli
e questa naturalmente è una variabile a cui l'Occasa deve tener conto, perché Vanelli ha le caratteristiche per ricevere in profondità sulla propria fascia e isolarsi per cercare di puntare. Ferrara, Isa Pereira scambia con la Suola assieme ad Erika Ferrara, che poi cerca di nuovo la compagna portoghese. Primo intercetto da avversaria della vita di fatto di Silvia Praticò. E adesso possesso giallo-rosso. Vanelli, Bertè sfugge a Del Pido, che poi però ci mette lo zampino. Pallone lasciato lì fino a Isa Pereira, che calcia col destro. Sestari le dice di no e poi cerca direttamente Bertè, che prova a divincolarsi dalla marcatura di Nancy Lott. Ancora conclusione dell'Occasa Falconara, che è arrivata per la terza volta a avvisare Ana Sestari. E il Pidio, Isa Pereira va da Lott, che poi si districa in una situazione non semplicissima. Alla fine favorisce il Pidio, che va giù. Non c'è contatto irregolare in questa situazione. Allora si continua senza interventi da parte del direttore di gara. Isa Pereira, contromovimento di Elpidio a farsi vedere per cercare di isolarsi. Vanelli le dice di no. Isa Pereira direttamente dalla rimessa con i piedi cerca il piazzato, non arriva però l'inquadratura della porta. Adesso Elpidio anticipa se Cavanelli, sinistro di Elpidio, e poi Bertè a cercare di capovolgere il fronte. Bertè sposta, puntata di Adrieli Bertè, che ha cercato con dirompenza qui il contropiede attraverso l'assolo. Marco. Sì, abbiamo visto ritmi non altissimi, forse ancora una fase di studio tra queste due squadre, che come abbiamo visto quest'anno Falconara ha ricostruito gran parte della squadra e la Roma, essendo neopromossa, comunque si deve ancora identificare nella categoria, e quindi aspettiamo e vediamo il susseguirsi delle azioni. Sì, dunque fase di rodaggio per entrambe, che però deve anche cozzare con la necessità dei punti qui al Palavadiali, perché l'abbiamo detto, questa Serie A Tesis non lascia scampo ad intermittenze. Qui intanto Lott, che se n'era andata con la grande giocata, e Sestari fa ricordare a tutto il Palavadiali come se servisse per l'occasione di che pasta è fatta. Corner e Women Roma ancora un po' dormiente lì dietro rispetto a queste incursioni dell'Occasa. Qui bella giocata da parte di Lott. Sì, Lott ha fatto una pregevole giocata con uno stop a seguire in apertura in banda e si è ritrovata praticamente a tu per tu con la Sestari, un po' in maniera defilata, ma l'ha messa in seria difficoltà, e la Sestari, da grandissima campionessa che è riuscita a deviare in calcio d'angolo. Adesso Vanelli fa uscire in un primo momento le giallorossi da questa situazione difficile, poi Lott con quello che diventa più un tiro facile da parare per Sestari. Siamo dall'altro lato con il destro cercato da Vanelli, se non abbiamo visto male, pardon, da Neroni, che aveva ricevuto proprio da Vanelli, e qui c'è stata però la deviazione importante a sporcare di una Citizens corner per la Women Roma. Apertura fino a Praticò, che si coordina per la volée. Pallone alto sopra la porta di Carturan. Carturan che ha sollevato l'eredità piuttosto importante di Sestari, provenendo dal kick-off.
Adesso ha rigiocato per Erika Ferrara, Isa Pereira, sposta Erika Ferrara contro Praticò e Vanelli che cercano il raddoppio, adesso scala su Elpidio Vanelli, non riesce, la giocata all'indietro, Adaline Elpidio perché c'è l'ultima deviazione da parte di Gabi Vanelli. Allora si riparte con la rimessa, sinistro di Ferrara, sbattere sul raddoppio, portato ancora da Praticò e Vanelli in concomitanza, qui sinistro di Taina Santos che lascia lì Ana Sestari e fa 1-0 per lo Casa Falconara. Pardon, è Colucci che sblocca e dunque 1-0 per lo Casa Falconara. Non è Taina Santos ma Carola Colucci, esplode il Palavadiali con il 7° centro in campionato della Colucci, che l'ha fatto bello Marco, perché lascia sul posto Ana Sestari con il primo controllo e poi di conseguenza si ritrova molto fredda sotto porta con il mancino tagliato. 1-0, cambia il parziale al Palavadiali. Sì, una piccola indecisione nella fase difensiva della Roma, ne ha approfittato Falconara con questa giocata nello stretto ed è riuscita a saltare il portiere e a depositare in rete. Dunque prosegue con il suo impatto piuttosto massiccio nella stagione dello Casa Falconara Carola Colucci al 7° gol del suo campionato. 1-0 pesantissimo qui al Palavadiali per le Citizens che adesso proteggono su Vanelli, coadiuvazione tra Taina Santos e Colucci che alla fine funziona per cercare Isa Pereira. Pallone fino a Elpidio, sposta, cerca il sinistro, Elpidio, è brava Narcisi a subire anche il fallo nella pressione prolungata di una linea Elpidio che qui aveva continuato a contendersi il pallone nonostante il dribbling in difetto. Secondo fallo commesso dalle Citizens quando mancano 13 minuti e 20 secondi alla fine del primo tempo al Palavadiali. Colucci ed Elpidio a coprire sul sinistro in arrivo di Vanelli, troppo mal calibrato sopra la traversa il tentativo di Gabi Vanelli. Allora si riparte da dietro con Isa Pereira che appoggia su Taina Santos. Elpidio di ritorno, Isa Pereira proprio da Elpidio, poi difficoltà da parte di Elpidio con Vanelli che pressa come una forsennata e guadagna corner. Narcisi si sgancia, viene incontro Cortés, pallone fino a Vanelli che aveva cercato la battuta diretta in questa situazione, probabilmente anche alla ricerca di Narcisi che aveva compiuto il movimento a lunetta fino al secondo palo. Sì, avevano provato questo schema. Adesso palla fuori invece per Berteva, sbattere contro Isa Pereira e la sua volontà di lanciarsi in contropiede. Arriva la chiusura di Narcisi però su Isa Pereira che poi commette fallo. E dunque il terzo con il Palavadiali che strilla il proprio dissenso. Adesso Praticò, siamo già dall'altra parte con Roma che vuole il destro intanto di Elpidio che aveva forse omesso qui la possibilità di servire Ferrara e adesso c'era stato anche lo scambio di vedute con la capitana. Probabilmente Elpidio si aspettava un movimento più a stringere in quella situazione. Rimessa già battuta, lascia lì per Taina Santos Isa Pereira, commette fallo però Praticò. Se non abbiamo valutato male, sì, calcio di punizione per
l'occasione a Falconara. E adesso assolutamente l'imbarazzo della scelta rispetto alla battitrice. Vediamo se si va direttamente verso la porta o se si libera un'alternativa. In seconda istanza Elpidio che va direttamente verso la porta. Cortés si sostituisce a Sestari, poi cerca di lanciare Praticò, Narcisi a sbattere contro Elpidio e adesso Isa Pereira si sta alzando. Ora il ritmo al Pallavagliari, Marco. Sì, si sta alzando anche dovuto al fatto che adesso la Roma deve cercare di recuperare lo svantaggio, quindi si è alzato il ritmo della partita. Isa Pereira sull'onda lunga alla ricerca di Taina Santos, mantiene il ritmo alto, lo casa Falconara, destro fino al centro, colpo di tacco sofisticatissimo di Erika Ferrara, ma manca un centimetro dalla porta. Grande occasione. Sì, ha fatto una bellissima giocata, Elpidio sulla fascia ha messo in mezzo e Erika Ferrara ha provato la magia di tacco, ma la palla sarà passata mezzo metro dal palo. Ancora roboante la manovra dell'Occasa, che riesce sempre in particolar modo sulla destra a rendersi pericolosa. Ancora Isa Pereira che sposta contro Vanelli, pardon, contro Neroni, ma non trova questa volta lo specchio della porta. Rinvio lungo di Sestari alla ricerca di Narcisi che fa una magia, poi Carturan lascia il pallone, Cortés, Carturan, risposta doppia su Praticò, anche se credo che nella seconda situazione sia stata più Isa Pereira, ma comunque si salva l'Occasa. Gran bell'intervento iniziale di Carturan e poi anche Isa Pereira a mettercisi di mezzo qui destro di Cortés. Deviazione ancora di una falconarese. E allora corner, pallone alzato fino a Praticò, conclusione a specchio con quella di prima, risultato uguale. Sì, c'è stata un po' di confusione in aria dove forse si poteva gestire meglio la palla, ma Carturane per non rischiare ha provato a spazzare, ma non è venuto un grandissimo intervento e quindi la Roma ha potuto continuare a gestire la palla, però alla fine sono riusciti a deviare le palle in calcio d'angolo. Ancora un po' di imprecisione in uscita del Falconara, stavolta è Ferrara a comportarsi pericolosamente. Qui Lot che aveva cercato Elpidio, c'è stata però la lettura precisa e ben portata da parte di Narcisi, che guadagna, anzi no, che non guadagna la rimessa con i piedi perché è dell'Occasa, già battuta. Erika Ferrara con Isa Pereira che preferisce fare un giro in più passando da Carturan. Rinvio lungo stavolta di Denis Carturan fino a Lot, appoggio da Elpidio, arriva Neroni che poi in qualche modo favorisce Narcisi, ultima deviazione portata da Elpidio. Allora pallino in mano alle giallorosse. Praticò, Vanelli sposta all'ultimo su Lot, tutto regolare secondo la direzione di gara, poi Vanelli vince il break col sinistro. Vanelli, chiusura di Isa Pereira, ancora una volta statuaria e sempre ben attenta nell'intervento. Adesso rimane a terra Vanelli perché l'impatto ovviamente non è stato dei più leggeri, seppur la situazione sia scaturata da un tiro verso la porta. Probabilmente sono comunque arrivate a contatto le due, Marco. Sì, perché la Vanelli stava calciando, Isa Pereira stava ribattendo il tiro, quindi c'è stato questo contrasto, forse è rimasto il piede della Vanelli sotto la palla proprio nel momento del contatto, ma non ho visto un fallo. Nulla da segnalare, almeno per quanto riguarda questo momento da parte della direzione arbitrale. Adesso Vanelli esce
per fortuna sulle proprie gambe dopo questo contrasto di gioco. (10:38) comunque da giocare prima del duplice fischio. Qui intanto prova la coordinazione Ceccobelli. Il pubblico sta rumoreggiando perché è stata Carturà che ha buttato la palla in angolo per far soccorrere Ravanelli, e invece le giocatrici della Roma hanno battuto il calcio d'angolo e sono andate alla conclusione. Dunque omissione in questa situazione di sportività, e il Palavaiali naturalmente non ha provato. Pallone fino a Isa Pereira che cerca il pertugio contro Bertè. Alla fine l'ultima a toccare è proprio la portoghese. Allora Sestari velocizza le mansioni, destro di Bertè, ma c'è Taina Santos che poi a mo' del soprannome che si porta dietro, a mo' di imperatrice, suona la carica dopo il break. Rimessa per la Women Roma. Bertè, appoggio di ritorno cercato da Neroni ma non riuscito. Ultima deviazione di Lot. Ancora Bertè, trova Praticò appena prima di lei, però c'è Isa Pereira in anticipo e rimessa dall'altro lato con Ceccobelli. Bertè va da Neroni, tra gli spazi Ceccobelli, ancora Occasa, Guardinga sulle portatrici di palla giallorosse. Ceccobelli appoggia all'indietro dove c'è Bertè, prova a smarcarsi dai blocchi Praticò, ma il pallone finisce per diventare buono per Taina Santos che scocca al sinistro, troppo smorzato. Facile lettura per Sestari. Allora possesso giallorosso con Lot che prova a guadagnarsi con l'astuzia questa battuta con i piedi. Non è dello stesso avviso l'arbitro dalla sua parte. Ancora Roma un po' imprecisa. Allora time out in occasione di questa rimessa con i piedi a favore delle Citizens. Domenichetti che richiama le proprie ragazze. Adesso vediamo se Domenichetti ha fornito indicazioni a riguardo della pressione o meno, o a riguardo di qualche uscita, perché Occasa in qualche situazione ha incappato in delle difficoltà. Adesso si riparte con la rimessa in favore delle Citizens affidata a Delpidio Isa Pereira. Pallone lasciato lì da Ferrara e poi Bertè. Che costruzione qui dell'Occasa. In questo contesto ancora Taina Santos a cercare Elpidio. Sestari si ritrova la sfera e rigioca con Cortés. Vanelli che nel mentre ha recuperato. Chiusa Bertè da Isa Pereira, presa un po' di soppiatto da questa situazione. Erika Ferrara deve metterci una pezza. L'ultima a toccare è stata la diretta avversaria giallorossa della capitanissima in veste Citizen. Allora il possesso rimane delle padrone di casa. Erika Ferrara sposta sul destro, poi cerca direttamente la profondità per Colucci che si aiuta piuttosto vistosamente e dunque commette fallo, il quarto di questo primo tempo, quando sono passati 11 minuti, e dunque
variabile da tenere sotto stretta osservazione questa per il canto dell'Occasa Falconara. Ferrara ribatte e serve Isa Pereira. Colucci all'indietro, alla grande da Erika Ferrara, che poi cerca Taina Santos in un primo momento, ma poi opta per Isa Pereira. Con calma da Carturan, Taina Santos prova a prendere qualche metro di vantaggio a Narcisi, poi perde questo pallone e allora riparte la Uomo Roma. Cortés per Vanelli, deviazione di Isa Pereira che quasi taglia fuori Carturan. Occasione per la Roma con l'Occasa ancora un po' indecisa in fase di prima costruzione. Qui destro Liberté e poi Carturan in due tempi, pulita sul pallone che poi spedisce fino a Colucci. Arriva il pronto intervento di Sestari. Su Colucci e deposita in rimessa. Taina Santos ha rimesso in gioco alla ricerca di Erika Ferrara, che se ne va con una gran bella giocata. Erika Ferrara fino in fondo e poi Bertè mette il veto prima della deviazione ultima. Adesso Isa Pereira con il contro break. Sestari riesce in coadiuvazione a Narcisi ad evitare guai più seri. Può ripartire veloce Roma con Vanelli e ancora chiusura da parte di una generosissima Carola Colucci. Vanelli lascia lì per Bertè a sbattere sul doppio petto Erika Ferrara, Aline Elpidio. Adesso batte all'indietro con Bertè che replica con il controllo di suola. Stavolta c'era arrivata ad infastidire Carturan che però blocca e rimette in gioco. Elpidio rischia contro Vanelli, fase un po' confusa per l'Occasa. Cortés aveva pescato Bertè e non era una cattiva idea. E qui c'è stata la deviazione provvidenziale. O meglio, non c'è stata la deviazione provvidenziale perché si riparte col possesso delle Citizens. Era fuori misura il passaggio di Cortés per l'occasione precedente. Qui tanto Colucci che serve Isa Pereira dopo il movimento a condurre verso il centro questo pallone, filtrante che non riesce. Può ripartire Roma. Vanelli cerca Bertè, appoggio su Narcisi, sinistro di Narcisi. Carturan di fatto di piatto para e poi il palo le dà una mano, si salva l'Occasa. Sì, è stata una conclusione forse un po' debole, ma Carturan è riuscita in spaccata a deviare sul palo. Adesso pallone fuori fino a Vanelli. Hai detto bene Marco, perché Narcisi forse poteva imprimere una spunta di energia in più in quella situazione. Carturan comunque quasi in controtempo è riuscita a evitare il gol del pari alla formazione capitolina. 7-18 da giocare tra Occasa Falconara, Uomo e Roma ed il primo tempo. Colucci prova a proteggere su questo pallone ancora una volta in profondità e questo è un tema percorso a più mandate Marco dall'Occasa, ovvero il pallone direttamente verso il totem lì in avanti. Carola Colucci che è un pivot con queste caratteristiche qui, ovvero quelle di emergere prima della marcatrice e poi far salire un po' le sue compagne. Qui Colucci appoggia di contorno ad Elpidio, poi Narcisi riesce ad andarsene. Intervento duro di Aline Elpidio che qui probabilmente va a finire nella lista delle sanzionate. Prima ammonizione, ambo due le parti, se la guadagna Aline Elpidio, sacrosanta. Calcio di punizione, quinto fallo e dunque variabile adesso che si fa molto più spinosa, molto più pericolosa per l'Occasa. Marco. Sì, perché ancora ci sono 6 minuti e 51 secondi da giocare, sei carico già di 5 falli, quindi bisogna fare molta attenzione a non commettere altri falli perché è finito il bonus e dopo ci sarebbero i tiri liberi. Elpidio che qui ha come speso
ammonizione e fallo cumulativo per evitare il 2 contro 1, e quindi in termini di valutazione e di regolamento l'ammonizione ci stava tutta. In questo caso adesso va Bertè dalla palla inattiva, c'è Vanelli dall'altro lato con Praticò e Cecobelli a sostare nei pressi del cuore dell'area di rigore. Ana Sestari scodella il pallone per Vanelli che accenna al mancino deviato da parte di Lot. Corner per la Roma. Vanelli sposta ancora a sinistro di Vanelli che, pur trovando abbastanza semplicità nel liberarsi al tiro, si è resa pericolosa molto di rado fin qui con le sue conclusioni. Rimessa laterale che Ferrara spazza fino a Lot. Sestari in netto anticipo rispetto all'ex calcettista del Chiaravalle. Qui Isa Pereira appoggia su Erika Ferrara che in un modo o nell'altro poi guadagna la rimessa a proprio favore. Adesso chiama lo schema, pallone fino al centro, non c'è nessuna deviazione perché fuori da ogni portata. Allora Sestari serve Cecobelli, chiusura della linea del piede, possibile 3 contro 2 per l'Ocasa Falconara condotto dalla brasiliana. Vanelli si mette di mezzo intelligentemente con il corpo. Qui forse il Piglio poteva accennare a scaricare questo pallone un attimo prima, invece ha preferito l'1 contro 1. Bertè, Cortés di ritorno da Bertè che adesso sblocca nella manovra anche Cecobelli. Bertè a sbattere contro Isa Pereira che porta altissima la pressione, praticamente perdendosene lei la briga e sganciandosi dal ruolo istituzionale del centrale. Adesso uscita bella della Roma con Bertè che apre da Cecobelli. Adesso Cortés da Bertè con la puntata, ha cercato di voltarsi dopo il primo controllo e l'era anche riuscito, e attenta Carturan però. Elpidio prova ad andarsene, a Praticò che poi si dispera perché voleva trarre da questo pallone la possibilità di andare direttamente verso la porta. Sì, c'è stata questa giocata con questa sovrapposizione in banda, però Praticò è stata molto abile a chiudere la linea di passaggio e a deviare in fallo laterale. Qui Lot che prova a rubare il tempo a Cortés che poi si affida ad Unana Sestari, e questa è una notizia imprecisa con i piedi. Qui stava portando però altissima la pressione Lot, qui sinistro da parte di Taina Santos, scivolando però non riesce ad inquadrare la porta per creare il pensierino ad Ana Sestari. 5-12 e poi primo tempo che andrà in archivio tra Occasa, Falconara e Women Roma. Primo tempo intenso seppur piuttosto ad intermittenza che stanno conducendo le falconaresi. Adesso Isa Pereira apre fino a Lot contro Cortés, bella giocata da parte di Lot e poi in corner sventa Sestari, posizione difficile dalla quale inquadrare la porta. Comunque c'era riuscita la numero 14 che adesso ha lasciato il posto a Colucci. Scade il timing per andare a battere e quindi Taina Santos concede di fatto il pallone alla Women Roma. Qui Praticò, bel lavoro di Praticò che poi sguscia via Ferrara, Praticò palo e poi Cortés sulla seconda palla. Occasione gigante per la Women Roma con Praticò che se n'era andata con un primo controllo davvero finissimo in questo caso, Marco. Sì, aveva puntato molto bene la porta, ma comunque era pressata forte da dietro da un'avversaria e ha dovuto accelerare la conclusione ed era riuscita anche a prendere la porta, ma la palla ha sbattuto sul palo. Poi dopo praticamente la palla è ritornata alle giallorosse che con un tap-in poteva depositare in rete, ma
c'è stata mi pare Capitan Ferrara che è riuscita a ribattere e a salvare la propria porta. E dunque altra doppia occasione in stretta successione per le capitoline, che non stanno naturalmente disdegnando in questo primo tempo la ricerca del pari. Adesso Colucci prova e riesce a trarre il massimo vantaggio dalla marcatura su Cortés, perché l'Ocasa guadagna rimessa con i piedi. Erika Ferrara va da Isa Pereira che si riappoggia sul suo baluardo alla destra, appoggio fino a Taina Santos, che qui aveva compiuto un movimento più centrale, e dunque leggero malinteso che costa il possesso palla all'Ocasa. Adesso è di nuovo a tinte giallo-rosse il controllo di questa sfera. Taina Santos in anticipo secco su Vanelli, poi si mette in proprio Taina Santos, pallone cercato verso Colucci, poi c'è stato l'intervento in extremis di Narcisi e ultima deviazione da parte di Taina Santos. Narcisi riceve da Cortés, che poi pensa a Sestari, pallone in profondità di Sestari, Carturan in uscita decisa. (3:53) Vanelli che mette il pallone a posto per servire Sestari. Vanelli apre dall'altro lato dove c'è Neroni, adesso ritorna da Vanelli, Neroni, ancora Vanelli, pisata all'indietro, ancora a 2 questo possesso, e Vanelli che viene risbloccata da Neroni, va a sbattere contro Erika Ferrara che non cede il posto all'avversaria in maglia numero 12, compagne di nazionale, le due calcettiste che con la testa molto probabilmente saranno già un po' a quel mondiale in Filippine alle porte. Adesso conclusione che è andata a finire sopra la traversa di Carturan, che ha rimesso in gioco con Isa Pereira. E il piglio si fa anticipare da Cortés, che poi va giù, calcio di punizione, il sesto fallo, eccolo Marco, il possibile spartiacque del primo tempo in favore della Roma. Sì, è stato un intervento un po' ingenuo che praticamente si poteva evitare, perché comunque stavi in una zona molto distante, dovevi evitare di mettere giù il piede e continuare la corsa, magari ostacolandola magari un po' più con il corpo. Ammonita dunque l'autrice del fallo Taina Santos per questo intervento su Cortés. Ocasa che non è stata nuova a spendere qualche fallo in maniera forse un po' troppo superficiale nell'arco di questa prima frazione, e adesso c'è da fare i conti con il tiro libero e con chi ne farà le veci. Vediamo, perché ci sono sia Vanelli che Bertè a presidiare il dischetto del tiro libero. Probabilmente andrà proprio la seconda, ovvero Adrieli Bertè, che sta prendendo, sì esatto, si è messa in posa per la rincorsa, e dunque Bertè contro Carturan e le urla ad infastidire del Palavadiali. (3:26) è un momento da inquadrare tra quelli salienti di questo primo tempo che ci prepariamo a commentare. Parte Bertè, ultimi accorgimenti da parte della direzione arbitrale sui tentativi di guadagnare qualche passetto delle Citizens. Adesso è tutto pronto, c'è il fischio. Parte Bertè col destro, Carturan le dice di no, poi praticò nella ribattuta e poi Bertè contro Carturan che si supera col mantello, praticamente l'ha sventata questa palla Carturan.
Sì, miracolosa Carturán, doppio intervento a salvare la porta di Falconara. Straordinaria, reattivissima. Adesso Vanelli dall'altro lato, deviazione di Isa Pereira con Ferrara, prova a ripartire l'occasione, vediamo se cambia lato Isa Pereira. No, perché c'è Narcisi che punta la portoghese, destro di Narcisi. Momento caldissimo nella sfida con Carturán, che lo dobbiamo sottolineare qui, davvero ha fatto qualcosa di straordinario, reattività incredibile da parte della 77. Rimane tutto sull'1-0 in favore dell'Occasa Falconara al Palla Baiali. Adesso Taina Santos che vede scivolare in corner questo pallone, perché Bertè stessa nel mentre ci ha messo l'ultima parola. Adesso Ferrara, Mancino, Vanelli, ultima deviazione di Vanelli, scampato pericolo per le Citizens. Adesso vediamo se diventa energia volubile all'attacco. Qui Erika Ferrara spreca la rimessa con i piedi, ancora un po' di non leziosità. Marco, aiutami a trovare il termine, un po' di disattenzione per l'Occasa Falconara, che si è espressa sia nella aver commesso qualche fallo ingenuo, sia in queste situazioni in cui più volte si è battuto con meno tempo del previsto. Qui andando al sinistro di Pratico che fa 1-1 e naturalmente non esulta. È arrivato il pari della Women Roma col controllo di petto e la girata a rete di sinistro per Silvia Praticò, che abbiamo visto esentarsi di fatto da esultare. Adesso la Roma il pareggio l'ha trovato con una grande, bella giocata di Silvia Praticò. Vanelli prova al sinistro, deviazione fino a Bertè che quasi non impensierisce Carturán e la sfida è cambiata. Vanelli, Mancino di Vanelli, Isa Pereira come può, e poi destro da parte di Narcisi, con la Roma che continua ad attirare l'inerzia. Marco, dopo il pareggio. Sì, era già diversi minuti che stava spingendo molto forte e diciamo che comunque sia è un pareggio meritatissimo con il classico gol dell'ex Praticò. Per lei 111 presenze in maglia bianco-blu dal 2021 al 2025, praticamente una figlia di Falconara, Praticò. E adesso ha pareggiato la contesa, mettendosi di fatto alle spalle sportivamente il suo passato in sponda all'Adriatico. 2:13 da giocare e Lot che riceve da Isa Pereira dopo questo crocevia. Qui Sestari riesce ad anticipare Colucci, mette in gioco per Bertè, che poi è un po' difettosa nell'aggancio a mantenere vivo il possesso palla per le giallorosse. Allora Lot lo pulisce all'indirizzo di Alina Elpidio, che sposta e poi cerca direttamente Colucci, che non riesce a coordinarsi per ribadire a rete. Sì, adesso vediamo che c'è il time out chiamata dalla Roma, ma vediamo che Falconara c'è, ha rialzato la testa, ha reagito con questa azione e ha sfiorato il vantaggio. Eh sì, l'ha creata una risposta precoce al pareggio subito e anche alle piccole scosse appena successive al gol del pari di Praticò. Con questa situazione l'Occasa, che adesso ha 1 minuto e 51 per cercare di infiammare questo finale di partita a proprio favore, naturalmente non deve scherzare ancora con il fuoco del sesto fallo la formazione di mister Giulia Domenichetti, che probabilmente starà facendo di questo assunto uno dei temi centrali del suo time out. Sally Gaiardo dall'altro lato ha smesso con le proprie indicazioni, c'è la segnalazione per poterci rifiondare in questo ultimo minuto e 51 secondi del primo tempo tra Occasa Falconara e Women Roma.
potrebbe dirci davvero tanto questo finale di prima frazione. Cortés, Neroni, pardon, viene incontro e poi cerca Bertè con l'esterno in parallela. Erika Ferrara raccoglie i dettami di questa iniziativa errata dell'avversaria. Erika Ferrara deve divincolarsi dalla pressione ben portata da parte di Neroni, poi Erika Ferrara con una magia quasi non pesca Colucci, e poi in questo caso la numero 3 è stata un po' restia nel controllare, nell'anticipare Cortés. E allora possesso giallorosso, arriva il Pidio, cercata in questo caso Erika Ferrara, ma c'è Cortés che si mette di mezzo e poi cerca il sinistro. Carturan rimessa, mette in corner, non proprio in bello stile. Sì, ma qua secondo me Cortés ha vanificato un 3 contro 2 preziosissimo, perché sulla destra c'era la compagna liberissima, praticamente ha voluto calciare e c'è stata questa deviazione in calcio d'angolo di Carturan. Corner battuto, Bertè va da Cecco Belli e poi Sestari. Erika Ferrara salta prima di Neroni ma lascia vivo questo pallone per Cortés, poi c'è Bertè che lo riporta tra le grinfie della formazione di Mister Seli Gaiardo. Ancora Bertè, sposta sul sinistro Bertè e poi Erika Ferrara mette l'ultima parola e switcha verso il contropiede. L'occasione Falconara, Isa Pereira cerca Ferrara che non arriva. Bella palla, è già ripartita la Women Roma con l'occasione che si è addormentato e Bertè si fa chiudere da Colucci. Strana situazione in questo caso con Bertè che di fatto poteva percorrere a velocità un po' più sostenuta questa ripartenza, ma un po' disilluso questa alternativa. Qui arriva Narcisi che prova con il collo dopo il bel lavoro di Bertè che aveva aperto quello spazio. Isa Pereira riceve da Carturan, 26 secondi. Erika Ferrara sposta, cerca il destro ma non riesce a tornare in contatto con questo pallone. Allora Narcisi, Vanelli, pallone col telecomando dalla parte di Praticoda di Vanelli e quasi infila Carturan. Silvia Praticò, bella palla da parte di Gabi Vanelli. Qui Colucci si aiuta con le braccia, non c'è nulla. Allora Praticò prova ad andarsene, si spegne qui la prima frazione. 1-1 tra Casa Falconara e Women Roma sotto l'effigie da dividersi di Carola Colucci e Silvia Praticò.
Tutto pronto per il secondo tempo. Marco, ripartiamo da un'istantanea che nella prima fase non ha dato ragione a nessuna delle due, 1-1 tra Casa Falconara e Uomo Roma, e dunque secondo tempo sul filo del rasoio. Sì, abbiamo visto che nella prima frazione, diciamo che la prima metà forse qualcosina di più Falconara, poi dopo il vantaggio si è un po' abbassata, è uscita fuori la Roma e meritatamente è riuscita a pervenire al pareggio, quindi vediamo questa seconda frazione tutta da giocare e da vedere. Un po' indietreggiato a mano della prima parte l'Occasa, che poi alla fine ha dovuto cedere sotto il colpo della di una delle exissime di questo match, ovvero Silvia Praticò. Per numero di presenze ovviamente non c'è paragone rispetto ad Anna Sestari e Cortés, ma tutte e tre, lo ricordiamo, da queste parti hanno lasciato in dote l'ultimo scudetto e dunque occupano in qualche modo un posto nel cuore dei bianco-blu, dei tifosi bianco-blu. Adesso il Pala Bagliali deve prendere per mano le Citizens per cercare il guizzo contro questa Uomo Roma che si è ben riorganizzata durante l'arco della prima frazione. Qui Narcisi subito a scoccare la seconda parte, destro, dopo aver portato palla alto sopra la traversa. Carturano può rimettere in gioco. Erika Ferrara cambia Del Pidio, che poi si prova ad affidare a Isa Pereira. Non c'era però lo spazio per quella palla in parallela rimessa a favore delle giallorosse. Narcisi, Cortés, gioco di gambe di Cortés che poi alla fine riesce comunque ad incollare a sé il pallone e renderlo buono per ripartire con il corner. Viene incontro Gabi Vanelli, si fa anticipare da Erika Ferrara e dunque déjà vu di palle inattive, tutte sulla destra, tutte in favore della formazione di mister Sally Gaiardo. Qui arriva Bertè, lascia lì con la suola, Cortés cambia lato in un primo momento con lo sguardo, poi cerca il filtrante per Vanelli, ma Isa Pereira ha letto tutto. Elpidio contro Bertè che vince il break aereo e mette ordine passando da Ana Carolina Sestari. Apertura da Bertè, che qui aveva forse un po' di spazio per addomesticarla con più tranquillità questa palla. Erika Ferrara cerca direttamente Elpidio e ora Cortés che guadagna il possesso fino a Narcisi. Se ne va Narcisi, poi cerca il sinistro, diventa buono il pallone per Isa Pereira dopo che Elpidio l'aveva deviato. Rischio di Taina Santos, pallone di ritorno per Narcisi, Carturan con il braccio di richiamo, altra parata da 10 in pagella di Denise Carturan. Pallone fino al centro dal corner. E ancora angolo per le giallorosse. Viene incontro Cortés, lasciato lì per Bertè, Elpidio nel flipper contro Adrieli Bertè, che poi cerca Vanelli, non trova lo spiraglio giusto per indirizzare verso la porta. Carturan Marco che ci sta mettendo del suo alla stragrande qui al Pala Bagliali in questo affronto di fatto col passato recente Anna Sestari. Non sta facendo certo rimpiangere la italo-brasiliana, perché l'abbiamo vista, anche quella di poco fa è stata davvero una parata straordinaria.
Sì, c'è stata questa percussione centrale da parte della Bertè che si era liberata al tiro e praticamente quasi a colpo sicuro ha calciato, e Carturan è riuscita a deviare, neanche vedendola sono riuscito a capire come è riuscita a fare quella deviazione, a salvare praticamente la porta da un gol fatto. Eh sì, un po' come in occasione delle parate pregresse, sembrava spacciata, poi nonostante il controtempo si è inventata 2 parate monstre. Qui Taina Santos aveva cercato il pertugio, non trova però sbocchi in favore delle falconaresi, che dunque adesso devono arretrare perché il possesso è della formazione di Sally Gaiardo, un po' frettolosa in questo caso. Adrià Libertè con l'Ocasa che schiacciava però la portatrice di palla. Elpidio prova ad andarsene su Cortés, adesso Bertè va direttamente verso la porta. Ordinaria amministrazione per Carturan. Isa Pereira, Erika Ferrara col goniometro da Isa Pereira che poi sterza su Neroni e poi perde però un tempo, lo ritrova per cercare Ferrara, flipper, Isa Pereira e poi Elpidio ha perso il tempo. In questo caso Isa Pereira, dopo che se n'era andata con una gran giocata, qui riparte Roma. Neroni, siamo dall'altro lato, Neroni con quello che diventa un tentativo un po' a metà tra un tiro ed un dribbling. Occasioni ambodue le parti, si comincia a rifare sul serio in questa seconda parte con 2 potenziali occasioni, in questo caso in stretta successione. Quella più grande però è stata dell'Ocasa in quella situazione. Adesso Sestari cerca direttamente il lancio fino a Neroni. Ultima a deviare è stata una Citizens che adesso si mette a difendere insieme alle compagne. Qui conclusione senza troppe pretese di Neroni. Allora si riparte da dietro per l'Ocasa, pallone che filtra fino a Colucci, lasciato lì da Taina Santos che poi si fa anticipare però da Vanelli, che aveva compiuto correttamente questa diagonale. Adesso fase un po' intermittente e pallino di nuovo per l'Ocasa. Lot sposta, Lot prova ad andarsene contro Praticò, che poi però fa capire chi comanda. Praticò conduce, Praticò contro Isa Pereira, 1 contro 1 vinto dalla portoghese, che però non mantiene il possesso. Allora diventa buona per la Women Roma questa sfera. Cecobelli riceve da Sestari ed il suo educatissimo piede destro. Alla fine esce Carturan che si piomba per riguadagnare il controllo del pallone. Taina Santos va da Nancy Lot, prova ad andarsene in bello stile Nancy Lot, destro e sinistro a ripetizione. Sta già dando la sensazione Lot, Marco, di essere cresciuta molto rispetto all'inizio di questa stagione. Intanto destro di Adrià Libertè. Stavamo dicendo, lei che comunque viene da 2 categorie inferiori rispetto alla Serie A. Qui Isa Pereira si autolancia e diventa un 1 contro 1 contro Sestari che la lascia sul posto. Poi Colucci e Cecobelli che dice di no al tentativo troppo strozzato della Colucci, che poi riesce in qualche modo con la bagarra a riservire Isa Pereira. Momento confusionario, occasione gigante per Isa Pereira con Sestari, che però è come se avesse bene a mente l'identikit delle sue avversarie quando si presentano a tu per tu. E dunque altra parata face to face molto molto importante di Ana Sestari. Adesso va a raccogliere. Sì, molto probabilmente è mancata anche un po' di lucidità da parte della Pereira dopo tutte queste navette avanti e indietro. Cortés passa da Cecobelli, adesso Narcisi che riserve la spagnola.
Cortés apre alla stragrande su quella parallela il corridoio per Narcisi, che poi va a sbattere contro i cartelloni, ma è tutto regolare perché Erika Ferrara aveva cercato il pallone sinistro fino a Colucci, che poi voleva Isa Pereira. Sestari però devia tanto quanto basta per tagliare fuori la portoghese, che poi cerca di tenere il pallone e guadagna la rimessa, perché in quell'ambaradam l'ultima a toccare probabilmente è stata Praticò. Erika Ferrara, che qui sarà un po' attenuta all'antologia di questo sport, Marco, perché ha fintato il sinistro prima di cercare quella palla in verticale e poi Colucci però non è riuscita a trovarla con le misure giuste al centro dell'area di rigore. Colucci torna all'indietro da Isa Pereira, vuole Lot, adesso viene servita Lot contro Praticò, che poi se ne va in gran bello stile contro Lot. Silvia Praticò apre da Cortés, Carturan in uscita bassa stavolta, ma altrettanto efficace. Pallone già battuto, Ceccobelli sposta, Colucci accenna all'anticipo per autolanciarsi, poi preferisce guadagnarsi qualche istante per far respirare le sue compagne, oltre che la rimessa con i piedi. Quando sono passati 6 minuti in questo primo tempo, sì, in questo secondo tempo, pardon, tra Falconara e Uomo Roma, si sta continuando a percorrere la falsariga della prima frazione, perché è tutto fermo solo 1-1. Adesso c'è lo schema chiamato da Vanelli, che incoccia il mancino, non usufruisce di deviazione alcuna, e allora è rimessa dal fondo per Carturan, che ha servito già Lot alla propria sinistra. Siamo già dall'altro lato, dove il Pidio prova ad andarsene a Vanelli, chiusura efficace da parte di Vanelli, che poi ha fatto sporcare per ultima il pallone ad Aline del Pidio. Qui intanto Sely Gaiardo, con la sua personalità, si è presa una parentesi per discutere con la direzione arbitrale. Narcisi prova ad andare dall'altro lato, Praticò non riceve, e allora il Pidio va da Colucci, direttamente da Colucci, che può svolgere un ruolo, Marco, di centrale importanza all'interno di questa sfida, perché permette al Falconara alle volte, attraverso le sue caratteristiche da pivot muscolare, di far salire le compagne. E dunque abbiamo visto anche qui la verticalizzazione verso Colucci non viene mai disdegnata. Qui Vanelli cerca Cortés, che poi vuole il pallone di ritorno per Vanelli, bella idea con l'esterno, c'è la chiusura però. Allora Vanelli torna addirittura all'indietro, dove sale Ana Carolina Sestari, apertura con la solita grande finezza per Bertè, che però non riesce ad andare verso la porta. Colucci ha già ribattuto l'occasione, che prova a capovolgere il fronte adesso, e il Pidio, deviazione che favorisce ancora Adrieli Bertè, poi pallone un po' difficoltoso da mantenere per Neroni, che infatti non riesce nel tentativo. Allora passa il testimone all'Occasa, che adesso cerca con Isa Pereira ed il Pidio, il pallone del 2-1 destro di Aline El Pidio, che forse qui poteva anche cercare di scorgere verso il centro dell'area di rigore Colucci. Cortés, Neroni riceve il pallone di ritorno, Letizia Cortés, poi Isa Pereira ne legge la traiettoria centrale, calcio di punizione per il Falconara, con Isa Pereira qui praticamente portabandiera delle Citizens nella tre quarti giallorosa, e alla fine guadagna una interessante punizione.
Ferrara e Taina Santos che si scambiano pareri sul da farsi. Parte Ferrara con Taina Santos che poi vanno a occupare i due estremi dell'area. Arriva il destro di Aline Elpidio, difficile esecuzione dell'Occasa, che infatti si spegne in nulla di fatto. Elpidio apre per Taina Santos, la zampata di Gabi Vanelli, poi Sestari apre sempre con intenzioni illuminanti, anche se qui pallone fuori misura. Erika Ferrara sposta contro Cortés. Isa Pereira ancora un po' ostacolata la manovra di un'Occasa che forse al pari della Roma sta facendo fatica a costruire. Sì, sicuramente sta avendo anche un po', secondo me, un calo fisico per la tenuta del primo tempo, dove ha sofferto soprattutto nella seconda metà. Qui intanto gamba alta di Vanelli nel tentativo benevolo di intervenire comunque su questo pallone. Ciò non toglie che si siano registrati in questa occasione gli estremi per il calcio di punizione. Adesso c'è Taina Santos. Isa Pereira va da Aline Elpidio. Apertura di Elpidio, difficile, non raggiunge, infatti. Alcuna calcettista delle Citizens. Allora Roma che riparte da dietro, Erika Ferrara porta la pressione fino a Cecco Berli che guadagna il controllo del pallone, poi apertura fino a Neroni. Isa Pereira batte veloce, Bertè si mette di mezzo al tentativo di rapida esecuzione della portoghese, che poi ha comunque servito Erika Ferrara, 1 contro 1, Erika Ferrara prova a mettersi in proprio, apre fino a Taina Santos. Qui Gabi Vanelli è provvidenziale in un modo o nell'altro, perché Erika Ferrara aveva tagliato la difesa giallorossa con questo filtrante. Elpidio sposta, un po' scarica in questo caso Elpidio. Adesso serve Taina Santos che vuole Isa Pereira, pallone all'indietro piuttosto spinoso che comunque Isa Pereira protegge con un mestiere superiore. Poi è fuori misura l'iniziativa della centrale portoghese, che dunque fa finire il pallone nelle grinfie delle giallorosse. Praticò, passa in qualche modo Narcisi, favorita da un rimpallo. Bertè accenna Praticò, Elpidio però intercede e non lascia passare. Neroni, apertura fino a Praticò che prova adesso a fare perno con il corpo ma non riesce contro Erika Ferrara, poi cerca di andarsene Taina Santos, il pallone è uscito in favore delle giallorosse che hanno già ribattuto. Adesso Narcisi sposta, va da Neroni, c'è Bertè a tessere la tela di questa fase in manovra della Roma. Lancio di Sestari per Praticò, legge tutto Ferrara e poi Taina Santos, un po' remissivo l'Occasa al momento. E adesso Marco, come dicevi anche tu, sembra piuttosto evidente che la situazione di calo sia fisica. Qui intanto Praticò che prova ad innescare questo destro e la Roma dunque prova ad incunearsi in quella che potrebbe essere una possibile rottura all'interno di questo secondo tempo, ovvero l'affaticamento piuttosto evidente delle Citizens in fase di possesso, soprattutto anche perché la formazione di Giulia Domenichetti ha smesso di pressare da un po'. Qui Isa Pereira cerca Taina Santos che poi commette l'errore. Praticò non perdona nemmeno questa volta il Palabagliari. 2-1 per la Roma con Silvia Praticò
che poi si chiude in un silenzio rispettoso e non esulta nemmeno per questa volta, ma la Roma passa avanti ed è un altro gol che pesa un quintale. Sì, errore in uscita dei Citizen, e Praticò ha rubato palla ed è riuscito ad insaccare per il 2-1. E dunque la difficoltà che è culminata nell'errore abbastanza evidente di Taina Santos dell'Occasa. Qui Carturan si comporta come può dopo essere stata servita non nelle migliori condizioni. Adesso apparentemente c'è solo la Roma in campo, vediamo se l'Occasa centellina le energie per il proseguio di questa sfida e per rimettere le cose un po' a posto. Isa Pereira, Aline Elpidio porta fino al centro con il classico movimento, poi prova a svolgere il ruolo intermedio, arriva Colucci a sbracciare per cercare di tenere come può questo pallone, alla fine è lei l'ultima a toccare e dunque diventa buono per le ragazze di Sally Gallardo, che nel mentre switchano Cortés con Bertè. Vanelli prova ad andarsene e poi resta a terra con Colucci, che fa ampi gesti di non essere entrata in contatto in realtà con Gabi Vanelli. Calcettista che, per tornare al tema scudetto dell'Occasa Falconara, nella passata stagione era stata di fatto testimone del trionfo Citizens contro quello che era il Pescara ed oggi è l'attuale Montesilvano, lei che vestiva la maglia delle Delfine. Qui Sestari cerca ancora Vanelli, che apre di prima per Cortés, adesso sta salendo in cattedra la Woman Roma. Vanelli prova ad andarsene, cercata Narcisi, Erika Ferrara, che ha commesso fallo, primo fallo nel secondo tempo, causato dalle Citizen. 9-11 da giocare in questo secondo tempo. Si ribatte con Vanelli che fa ricevere Sestari, Praticò, anticipata da Erika Ferrara, era direzionato verso al numero 10 questo pallone. Narcisi prova il destro secco dopo la battuta di Vanelli, non può nulla contro Lot, guadagna comunque il continuum di questo possesso palla. Colucci si appoggia ad Isa Pereira, che poi addocchia dall'altro lato Lot, pallone troppo dietro, non può ricevere la numero 14. Cortés va da Ana Sestari, che cerca Narcisi, prova a fare quel che può la numero 6 e riconcede il possesso al Falconara. Qui Erika Ferrara deve ricamare la deviazione di Lot, che aveva un po' rallentato la manovra. Adesso Ferrara cerca Isa Pereira, poi Carturan nella ribattuta all'indietro che stava favorendo Gabi Vanelli, si rifugia in rimessa laterale. Ceccobelli cerca Narcisi tra le linee, ultima deviazione, apertura dall'altra parte dove c'è Vanelli, portata da Ceccobelli, intervento di Isa Pereira, che poi va a cercare la battuta rapidissima di questa rimessa, e qui Pallavadielli che si lamentava per la mancata distanza. Adesso Erika Ferrara prova ad isolarsi, vediamo se trova un guizzo. L'ultima a toccare è stata Neroni, nonostante fosse del parere opposto la giallorossa. Qui Ferrara non trova nessuno a ricevere al centro dell'area, e allora Sestari
Narcisi fa quel che può contro la pressione portata a 2 da Erika Ferrara ed Isa Pereira. Lot dietro dove c'è Carturan che vuole l'apertura ma non trova Colucci, è in riserva Locasa Falconara. Adesso Vanelli contro Lot, bella giocata, Vanelli! Carturan ci ha dovuto mettere ancora i palmi. Dunque corner con Vanelli che è riuscita in questa occasione nella sua giocata classica. Ceccobelli prova a coordinarsi dal corner che però non riesce. Come tentativo alla capitana della formazione capitolina. Il Pidio riparte la manovra dell'Ocasa. C'è Colucci che torna all'indietro dalla portoghese. Pressione altissima di Bertè. E allora in qualche modo viene sbloccata Taina Santos. Vediamo se si accende. L'imperatrice sinistro fino a Erika Ferrara che l'aveva come predetta un po' la traiettoria di questo pallone, ma poi non è riuscita a riempire il cuore dell'area di rigore con la deviazione. No, secondo me non doveva aggredire il primo palo, ma aggredire il secondo palo, fare un contromovimento e andare sul secondo palo, perché l'azione si stava sviluppando proprio nella banda opposta e quindi al massimo, se continuava sulla traiettoria, poteva fare solo un movimento ad uscire per un dare e vai, ma così non poteva intervenire come è successo sulla conclusione di Taina Santos, che praticamente ha calciato forte sul secondo palo. 13 minuti giocati in questo secondo tempo e dunque ne mancano 7 tra Ocasa Falconara, Uomo Roma ed il triplice fischio. Per adesso vige la dura legge dell'ex al Palavaglia, perché la sta decidendo Silvia Praticò ed il suo doppio graffio. Taina Santos si rifugia da Isa Pereira per eludere la pressione di Cortés, che adesso comunque ritrova il pallone buono, non riesce ad addomesticarlo per cucirne i risvolti a proprio favore. Allora riparte in qualche modo Falconara, Isa Pereira che non riesce ad arrivare su questo pallone di Elpidio, che adesso ha sbloccato Taina Santos. Serve un guizzo all'Ocasa, eccolo il sinistro di Taina Santos e Cortés esulta ovviamente come se avesse fatto un gol, perché c'era pronta, rapace Erika Ferrara dietro di lei. Elpidio ricerca il mancino e dunque Taina Santos, che ha provato a costruire un'attività in proprio, diciamo, Marco, per prendersi sulle spalle un'Ocasa un po' scarico dal punto di vista del gioco, e dunque i singoli devono emergere in questa fase della gara. Qui Isa Pereira contro Sestari Narcisi, che rincorre fino ad infastidire in maniera importante la portoghese, che poi spedisce rimessa dal fondo. Sì, la Roma sta facendo un grandissimo lavoro coprendo la parte centrale del campo, facendo un raggruppamento molto forte, spingendo infatti le falconaresi sempre verso l'esterno, come in questo caso andare a forzare la giocata o il tiro in corsa sull'esterno. Eh sì, c'è traffico nella fetta di campo centrale ed infatti in qualche situazione, come se l'Ocasa si fosse incapponita alla ricerca del passaggio da quella parte senza valutare troppo le zone esterne. Adesso per esempio quella di Taina Santos era stata una discesa in questa ottica, chissà che non sia il giusto accenno a quel che serve per cercare di pareggiare la contesa. Qui al Palavaglia 2-1 per
la Roma, lo ricordiamo, mancano 6 minuti e 12 secondi. Il cronometro del signor Cannizzaro. Bertè apre dall'altro lato dove scende Narcisi a dare manforte alla manovra. Adesso Vanelli, c'è tanto spazio per Narcisi che adesso viene servita. Carturan che poi probabilmente rimedia un colpo nel tentativo, senza malizia ovviamente, di Narcisi di entrare in contatto con questo pallone per cercare l'anticipo. Sì, c'è stato questo scontro che forse poteva anche essere un fallo a favore di Falconara, ma l'arbitro non è stato di questo avviso. Rimane in terra Narcisi, che ha svolto a più riprese come ruolo di un po' spina nel fianco nella difesa dell'Occasa Falconara. L'ex calcettista dell'Atletico Foligno, che è stata una delle neoarrivate qua in Casa Women Roma. È una Roma che sta strappando 3 punti dall'hangar dell'Occasa Falconara, tra le cose essendo priva di una come Tampa, e dunque nel caso in cui la strada dei 3 punti percorresse quella verso Roma si avverasse, sarebbe davvero tanta roba per la formazione di Celi Gagliardo. Vanelli prova ad andarsene, appoggio fino a Praticò che in qualche modo riesce a servire di nuovo. Vanelli no, perché c'è l'anticipo di Zapereira, calcio di punizione e doppio giallo per Vanelli. Se non ricordiamo male non era stata ammonita, non era lei, no. E dunque scusate il lapsus. Comunque calcio di punizione per l'Occasa, con Isa Pereira che qui ha suonato la carica in questa discesa. Si aggiunge alla lista delle ammonite Gabi Vanelli. In precedenza erano state annotate nella lista delle cattive soltanto il Pidio e Taina Santos, quindi scusate ancora il refuso. Adesso è calcio di punizione per le Citizens, con Erika Ferrara che cerca il sinistro. Pallone alto sopra la traversa. Isa Pereira prova ad andarsene con il passaggio fino a Taina Santos, bella idea, destro al centro per il Pidio che qui aveva anticipato questo movimento, dunque non ha potuto coordinarsi in alcun modo per impattare la sfera. Erika Ferrara, adesso vediamo se l'Occasa ci regala uno dei suoi finalissimi qui al Paolo Abadiali, perché c'è da fare quadrato per cercare il pari. Il Pidio va a sbattere contro Praticò, che poi non può che concedere la rimessa con i piedi alla stessa linea. E il Pidio palla dietro da Isa Pereira contro Neroni, appoggio su Taina Santos, lasciato lì il pallone da Isa Pereira. Cortés ancora una volta tempestiva, ad altezza ultimi 3 metri, 4 metri a mettere il veto appena prima di una deviazione ancora provvidenziale, quindi Letizia Cortés. Qui destro in porta, secco da parte di Taina Santos, adesso sta provando ad alzare i giri della pressione con le conclusioni verso la porta l'Occasa Falconara,
che deve farsi un po' forza passando da queste piccole iniezioni di fiducia a disturbare Anna Sestari. Qui Isa Pereira va in terra e concede il possesso alle giallorosse. Bertè prova il destro verso la porta da distanza chilometrica, rimessa con i piedi. Palla fuori da Bertè. Cortés prova nello stretto e poi Pratico. Cortés, Sestari cerca il rinvio. Time out per Giulia Domenichetti. E io, Marco, dunque qui ti pongo la domanda: 4:26, è già tempo di quinto? Potrebbe essere un'ipotesi, ma vediamo che cosa decide mister Domenichetti. Perché manca comunque tanto e dista una sola lunghezza la formazione di Giulia Domenichetti. Intanto vediamo cosa riusciamo a raccogliere da lì, cosa sta dicendo Giulia Domenichetti. Allora sì, sto vedendo che Colucci si sta mettendo la maglia per fare il quinto di movimento. E dunque non si cura del cronometro a lungo raggio Giulia Domenichetti, che sta impartendo segnalazioni a riguardo del quinto uomo. Vediamo come risponde Sally Gagliardo. Dall'altra parte si riparte dalla rimessa con i piedi. Adesso prepariamoci al saliscendi possibile di questi ultimi 4 minuti e 26 secondi, perché il quinto uomo è sempre un'incognita ambedue le parti. E soprattutto perché dall'altra parte, rispetto all'Occasa Falconara, quest'oggi c'è Anna Sestari, che in materia di destri box to box con la porta scoperta potrebbe trattare un master. Qui intanto Isa Pereira gira da lì nel pidio. Colucci, primo giro ben portato dall'Occasa, pallone che diventa buono per Cortés e poi il pidio lo deve mettere giù con il controllo di collo e va a sbattere contro Vanelli. E il pidio, Isa Pereira, cambio lato dove sosta Erika Ferrara. Adesso Isa Pereira di ritorno dalla capitanissima. Colucci compie il movimento ad allargarsi, bene preferita il pidio. Cortés ruba il pallone, Cortés poi appoggio intelligente su Bertè che cerca il destro. C'è Isa Pereira che però fa da ultimo baluardo per evitare il lascia passare di questa sfera e traslare il pallone in possesso palla a Citizen. Ancora Isa Pereira, cercata di ritorno da Erika Ferrara. Adesso Colucci ruota l'Occasa. Taina Santos, lasciato lì il pallone per il destro di Taina Santos. Occhio a Sestari che fa il pensierino per il destro, poi diventa un assist per Cortés che cerca lo slalom, ma lì nel pidio con Cortés che resta a terra. Continua a giocare l'Occasa e il pidio alla fine non riesce a trovare il corridoio per Isa Pereira. Si è fatta male Cortés, come da linguaggio del corpo e da strillo mentre cadeva a terra. Non vorrei che il discorso si rifacesse a qualcosa di muscolare piuttosto seriamente, scusate, perché si è subito toccata lì dietro Cortés. Naturalmente è una che fa tutto tranne che risparmiarsi, Marco. Adesso forse ha risentito un po', speriamo di un crampo in questo caso. Sì, è una giocatrice come abbiamo potuto conoscerla anche l'anno scorso qui a Falconara, una giocatrice generosa che dà sempre tutto, quindi
non so se possa essere un crampo, magari visto che ha anche una vistosa fasciatura proprio lì l'adduttore, non vorrei che magari un risentimento, un affaticamento o un riacutizzarsi di qualche problema che già aveva. Dunque lascia il campo Cortés, noi ovviamente gli auguriamo che non sia così, tanto si continua a giocare dalla parte di Vanelli che mette a posto sulla linea il pallone per battere e servire Sestari. Isa Pereira, Vanelli, appoggio su Bertè, Pratico, lascia sul posto Isa Pereira, poi in qualche modo chiude Ferrara. Adesso Carturan a gambe levate verso la sostituzione con Colucci che va a occupare il vertice alto, pallone di Isa Pereira un po' forzato, come dettato anche da Erika Ferrara con il linguaggio del corpo. Adesso proprio Erika Ferrara si ritrova il pallone. Isa Pereira a 2 con Aline e Elpidio, e ancora Elpidio che gestisce il pallone. Taina Santos si mette in proprio rischiando tantissimo e c'è stato fallo da parte di Bertè. Calcio di punizione per l'Ocasa, che la terna arbitrale qui ci ha messo un po' ad elaborare, poi ha fischiato per il fallo. Comunque calcio di punizione, Elpidio batte con Isa Pereira. Erika Ferrara, Taina Santos sul vertice di sinistra, adesso scende nel costruire la manovra. Erika Ferrara come intermedio, ora Taina Santos, controllo un po' pericolante, Bertelli strappa il pallone e va in porta con il destro del 3-1, sfila il pallone a Taina Santos, Adrieli Bertè che mette la firma numero 2 del suo campionato e manda baci in camera, perché è un gol importantissimo a 1:41 dallo scadere di questa sesta giornata, serie ipoteca della Women Roma. Isa Pereira, vediamo se raduna le forze per questo forcing, appunto l'Ocasa. Erika Ferrara torna da Isa Pereira e il Pidio. Taina Santos, Colucci appoggia all'indietro e il Pidio col sinistro alto sopra la traversa. Questa conclusione di Elpidio ha cercato sinistro di prima. Adesso Praticò con Carturan che si appresta a uscire, non serve perché arriva Isa Pereira. Erika Ferrara va giù, guadagna fallo, quinto fallo. In favore alle Citizens, che in questo secondo tempo hanno fatto tanta fatica. E la Roma quindi non se l'è fatto ripetere più di troppo, ha aggredito il match per portarlo a 55 secondi dallo scadere verso la propria via. Elpidio appoggia di ritorno da Isa Pereira che gira per Erika Ferrara, c'è Taina Santos, accenna a lasciare lì questo pallone, poi si mette in proprio per cercare la deviazione, c'è un contatto, il pallone poi finisce in rete, ha segnato l'Ocasa ed è tutto buono. O no? No, è fallo. Io penso a questo punto per carica su Sestari, Marco. Sì, penso sì. E dunque mi rimangio quel che ho detto. Naturalmente non è gol per l'Ocasa, rimane tutto sul 3-1. Al palo Bagliali, flipper piuttosto difficile da decifrare. Adesso 39 secondi a separare le due squadre dal triplice fischio.
è tutto quasi scritto al Palavaglia, con la Roma che sta preparando il terreno per incunearsi al secondo posto a quota 15 punti e lasciarsi dietro di 3 distanze la diretta concorrente o Casa Falconara. Servirebbero degli stravolgimenti piuttosto utopistici al momento. Adesso calcio di punizione che Bertè spedisce più lontana che può. Carturan, rinvio. Isa Pereira cerca Erika Ferrara, prova ad andarsene a Praticò. Ultima a toccare Erika Ferrara con Praticò forsennata nella pressione alla sua ex compagna e capitana. Sestari rinvia lunghissima, Colucci cerca il rinvio flash, Isa Pereira rischia qualcosa, l'ultima a toccare è stata la portoghese. Tanta difficoltà, Marco, all'interno di un secondo tempo che un po' l'aveva preannunciato questo epilogo, perché l'Occasa è rientrata molto scarica e poi è andata scaricandosi altrettanto durante il proseguo della sfida. Qui intanto Taina Santos ferma il pallone, fermo anche il cronometro qui al Palavaglia. Occasa Falconara, Uomer Roma è storia, finisce 3-1 per le giallorosse di Celi Gallardo, che prendono e portano a casa 3 punti molto importanti e agganciano il secondo posto a quota 15 in classifica. Dura legge dell'ex, quella che condanna l'Occasa Falconara, che si era portata in avanti nel primo tempo grazie a Colucci, poi è perita sotto la doppietta di Silvia Praticò e all'aggiunta di Adriana Libertè. Dunque le strade della sesta giornata e dei 3 punti di questa portano a Roma, e dal Palavaglia è tutto da parte di Samuel Miani e Marco Vagnerelli. Appuntamento alle prossime sfide